Questi quelli che ti piace a te. Se non te che le engine, fate le brave, signore. Dove con canela e marmelade. Allora dove ti porta lo Sagra? Lo Sagra al cemento, dentro i boschi senza cemento. Stamattina scampata in Vallunga. Buongiorno, eccomi qua. Bella la sera di prima, però al mattino posso essere anche peggio. Stamattina sgambata in Vallunga. Vallunga che è una valle fatta a U nella zona di Selva di Val Gardena. Praticamente è un vaio che si chiude all'interno delle montagne ed è molto asciutto e suggestivo per le lunghe camminate, piste da fondo invernali e per i panorami mozzafiato, ma questo ne parliamo dopo. Nel frattempo più di ghiaione sulla ferrata di Gardenia, il vecchio uno scoiattolino. Cosa vi porto? Un po' di ghiaione, vecchia ferrata di Gardenia, sgambata oggi a bordo della nuova arrivata Stump Jumper. Vediamo come si comporta anche in scorrimento. Sono circa 700 metri di dislivello, affrontabile da tutti, poi se lo fai con una e-bike non lo senti neanche, circondato da, vabbè, a parte questo tratto che c'è un po' di strada statale, circondato da uno scenario molto molto suggestivo. Questo è uno dei tratti più pendenti. Ecco, questa, se non te che le engine la senti tutta, però porca troia, unico tratto very steep di ferrata Gardenia, perché questo è il giro del vecchio trenino che attraversava la Val Gardena, o così si narra, ma come si dice in Palo Salva, siamo qui per essere smentiti. La sgambata per capire un attimo come si comporta anche la bici nuova, perché nonostante la mega offerta, il mega equipaggiamento, comunque si tratta di una trail bike non eccessiva, 140-130, che se usata bene vai dappertutto, ma soprattutto perché è un mallet. Però è un mallet che, se messo in pedal, lavora egregiamente. Poi quando tutto aperto, full send, accompagna molto bene nello scassato. Però ragazzi, qua puzzelena se la si fa sentire. Ho scelto di fare questo giro per acclimatarmi un po', tra virgolette, come sono qui per almeno 15 giorni abbondanti, allora un attimo capire la fatica che si fa sopra a una certa quota, campo base 1300, a capire se è fattibile. E visto che i prossimi giorni voglio fare dei giri più lunghi, allora volevo capire un attimo soglia di sforzo, roba che magari manco so per spiegare, però che fa sto sport qua a capire. Una volta arrivati qua, tunnel che collega Santa Cristina e Val Gardena con Selva, vi conviene acclimatarvi un attimo, perché dentro che lo sboro bisso e anche in estate lo sbalzo termico è importante, però potrete trovare un po' di ristoro, un po' di pace se dentro a questa cabinetta andate a vedervi o a godervi un po', monitor spento, vabbè, però qui solitamente ci sono tutte le informazioni audio, video, e vedere un po' le magie di questo territorio e la storia che l'ha caratterizzato. Giacchettino smanicato, non sai la mia più o meno. Allora, che è freddo ma non che mi è freddissimo, però comunque un giacchettino smanicato diciamo che allevia il fresco. Molto suggestivo il fatto che gocciola tutto. Questo in buona sostanza per arrivare a un punto del paese senza passare da strade interne. La storia
ed è fatto. Questi invece sono i misuratori quota neve che partono dall'anno 1951 fino ai giorni nostri. 194, 99, 97, 2000, quota neve che scende, e il 2021. Mancano gli anni successivi, però questa è la muraglia da riempire. Pezzo di installazione molto bello, in ferro battuto, molto bello. Snow Depth Path, per chi vuole parlare l'inglese. Adesso io mi so sparare una ciclabile da un'ora, una pendenza media che non so, una fatica che non so che, per questo, per la vastità di quel gran... Guarda dove ti porta lo Sagra, guarda dove ti porta lo Sagra. Se volete venire a fare un giro con noi e ci facciamo un weekend da queste parti, basta solo che scrivete, telefonate, porti via un po' di fiaba, va che cansa che da urtare. Te può dirmi che te vuoi? Ma la bici? Gli escursionisti da dietro mi hanno appena fatto, stranieri in inglese, mi hanno appena fatto i complimenti perché sono uno dei pochi che si vede col motore qua in zona. E io ho risposto che non ti serve mio motore, sapete che è motivazione. E allora mi ha detto spiegami motivazione. E mi ha detto guardate intorno e dopo di me siete che hai bisogno del motore per stare qua in mezzo. Certo che avrai il motore, cioè, adesso date a Cesare quel che è di Cesare. Vabbè. Ci salutiamo sempre tutti quando siamo per di qua, no? In città tutti a testa bassa e a guardare per terra, e poi quando siamo in mezzo ai boschi ci salutiamo tutti, o no? Quanto è strana sta roba! Allora, piccolo insight sulla Vallunga, se la cercate si scrive Vallunga tutto attaccato, no Vallunga, Val staccato lunga, Val con due L lunga, e in alcuni periodi dell'anno, soprattutto in estate, se siete fortunati, in mezzo a questo fantastico panorama potete trovare i suonatori di corna. È uno strumento tipico dell'Alto Adige che si usava per comunicare tra una valle e l'altra o da fare delle segnalazioni. Adesso non vorrei entrare in tecnicismi che non mi competono, però assolutamente li trovate sotto le gole, questi signori armati di questo corno lungo che viene appoggiato fino a terra, e il risuono di questo corno rimbomba per tutta la valle ed è molto molto suggestivo. Anzi, se non sai cos'è e se non sai da dove arriva ti disorienta le prime volte, ecco, è emozionante. Mamma quanti contenuti!
va. Limousine 4x4. Bella vita. Bella vita. Signore. Buongiorno. Ed eccoci qua, in un posto che adoro. La vita. La vita. Ciao Vitellino. Ciao. Fate le brave, signore. Allora, siamo quasi a fine giro, il rientro è praticamente fatto, il giretto dura 2 ore e si arriva direttamente a Ortisei. Thank you. La differenza sostanziale delle ciclabili in Alto Adige è che l'Alto Atesino si sposta o comunque ha il concetto di condivisione pedonale ciclabile. L'italiano in ferie non si sposta neanche a Sette che Vedosso, perché gala passare lu e gala passare lu e solo lu, e questo è un limite molto importante. Allora, così te la rallenti, del brutto. Così. Capito? Si può cattare un rocks. Adesso su col motore che non è per 300-400 metri per tornare all'Ovile. 2 orette circa, prendendosela con calma, fermandosi a mangiare anche un pezzo di dodo con cannella e marmelade, però dopo 2 ore insomma che vi ancora la grinta può sparare cagate, quindi che ne. Vi lascio tutte le info
descrizione, link, commute e quant'altro. Venite a trovarci sui Berici, ma se volete organizzare qualcosa di più croccante, chiamateci.